I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di un'attività di monitoraggio dal web dei principali social network finalizzata al contrasto della contraffazione online, hanno individuato un'attività commerciale di Termini Imerese operante nel settore pubblicitario che promuoveva la vendita di prodotti recanti abusivamente i loghi di squadre calcistiche di Serie A. L'attività di approfondimento condotta dal gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese su delega della Procura della Repubblica hanno consentito di eseguire una perquisizione presso la sede della ditta, nel corso della quale sono stati sequestrati una termopressa utilizzata per la realizzazione dei prodotti e numerosi articoli contraffatti costituiti prevalentemente da bandiere, magliette, termoadesivi riportanti soprattutto lo stemma dell'Inter, oltre a ulteriori gadget riferiti ad altre squadre. Il materiale rinvenuto, composto da capi di abbigliamento, accessori e articoli celebrativi non originali, sarebbe stato destinato alla vendita in occasione della fase conclusiva del campionato e dei festeggiamenti legati al titolo vinto dal club Inter. Sarà inoltre richiesta l'adozione di un provvedimento di oscuramento del sito internet e dei profili social utilizzati per pubblicizzare e commercializzare la merce contraffatta. L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e commercializzazione di prodotti non originali, fenomeni che purtroppo recano danni all'economia legale, alterando le regole della concorrenza e ledono i diritti dei consumatori e dei titolari dei marchi.